Ciao a tutti cari bambini e benvenuti a questo video dedicato tutto a voi, dove andremo ad imparare a giocare a Go, questo gioco famosissimo in Oriente, in Giappone, in Corea e in Cina, ma un po' sconosciuto dalle nostre parti, anche se comunque in Europa c'è una comunità abbastanza nutrita di persone che ci gioca. Vi racconto un po' di storia. Dovete sapere che secondo alcuni iscritti il Go è uno dei giochi da scacchiera più antichi mai inventato dall'uomo. Si pensa addirittura che prima ancora che ad Atene costruissero il famosissimo Partenone, i cinesi già giocassero a Go. Beh, in cosa consiste questo Go? Ha delle regole molto semplici che vedremo adesso e che impareremo con pochissime parole. Però dal sapere le regole al saper gestire una partita a livelli molto alti, molti dicono che non basterebbe una vita per raggiungere la perfezione. È molto semplice, si utilizzano delle pedine bianche e delle pedine nere che vanno disposte in una scacchiera come quella che vedete, che si chiama Goban e ha 19 per 19 incroci. Infatti le pedine si giocano non nei quadrati, bensì negli incroci, in questo modo qui. Ma visto che cominciare a giocare a Go in un tabellone così grande potrebbe risultare un po' difficile, si può giocare tranquillamente anche su dei Goban, quindi su dei tabelloni un po' più piccoli, che hanno solo 9 per 9 incroci. Ed è quello che con un gesto magico andremo a fare adesso. Ed ecco comparso come per magia il nostro Goban che ha solo 9 per 9 incroci. Allora, come vi accennavo, gli antichi cinesi inventarono questo gioco circa 4000 anni fa ed è composto da del materiale di gioco molto semplice. Pensate che le pedine nel Go si chiamano pietre proprio perché si pensa che in antichità queste pedine fossero delle vere e proprie pietre bianche e nere che venivano disposte su una griglia disegnata su un pezzo di legno, per cui appunto degli oggetti molto semplici da procurare. Alla fine di questo video vi mostrerò come potrete costruirvi con pochissimi materiali un Goban con delle pietre molto semplici appunto da fare per poter giocare con i vostri amici o con i vostri genitori. Ma passiamo quindi alle regole. Allora, la prima regola da sapere è che comincia sempre il nero e una volta che nero gioca la prima pietra, in un incrocio qualsiasi del Goban, tocca bianco e via così fino alla fine della partita. Una volta che le pietre sono posate nel Goban, non si possono più spostare a meno che queste non vengano catturate in un modo che vedremo dopo. Come abbiamo detto, le pietre vengono messe negli incroci. In qualsiasi incrocio noi potremo giocare le nostre pietre. Ma fate attenzione, io adesso giocherò delle pietre, vedete anche la prima linea, quella che fa confine, che nel Goban grande è questa qui, nel Goban piccolo è questa, anche quella è una linea dove noi potremo giocare e di conseguenza quell'incrocio è un incrocio che si può tranquillamente sfruttare. Quindi anche gli angolini sono sfruttabili. Ma vi voglio far portare l'attenzione ad un aspetto fondamentale nel gioco del Go, che è il principio delle libertà. Guardate per esempio questa pietra giocata qui in mezzo. Ecco, tutti gli incroci vicini a quella pietra, non quelli diagonali, attenzione, ma solo quelli verticali e orizzontali, rappresentano le sue libertà. In questo caso questa pietra avrà 1, 2, 3, 4 libertà. Questa pietra giocata nella prima linea ne avrà solamente 1, 2 e 3, mentre quella giocata nell'angolo ne avrà solamente 1 e 2. Benissimo, se l'ultima libertà di una pietra per mano dell'avversario, in questo caso bianco, viene tolta, vedete, qui c'è solo una libertà. Quando noi togliamo l'ultima libertà, catturiamo la pietra e la mettiamo da parte perché a fine della partita varrà come conteggio dei punti. Quanto visto per la pietra centrale vale anche per queste pietre qui.
Naturalmente per catturare questa pietra serviranno meno mosse, perché per catturare quella abbiamo dovuto fare 4 mosse, mentre per catturare questa dovremo farne solamente 3, mentre per catturare quella dovremo farne solamente 2. Le proprietà della singola pietra, quindi per esempio questa, che anche questa ha 4 libertà, vale anche per un gruppo di pietre. Infatti se io a quella pietra ne aggiungo un'altra vicina connessa a un incrocio l'una dall'altra e un'altra ancora connessa a un incrocio l'una dall'altra e un'altra ancora connessa a un incrocio l'una dall'altra, avrò moltiplicato le libertà. Questo infatti è un gruppo, per semplificare facciamolo solo di 2 pietre. Ecco, questo è un gruppo di 2 pietre che ha 1, 2, 3, 4, 5 e 6 libertà. Esattamente come per la singola pietra, se tutte queste 6 libertà vengono tolte dalle pietre avversarie, vedete qui c'è solo una libertà e in questo caso bianco gioca, toglie l'ultima libertà, cattura le 2 pietre. C'è però una regola fondamentale che si chiama la regola del suicidio. Cosa mi dice questa regola? Beh, mi dice che se io ho uno spazio, un incrocio, dove potenzialmente posso giocare, però se io dovessi mettere una pietra in un incrocio dove questa pietra appena messa giù ha già appena appoggiata 0 libertà, come in questo caso, questa è una mossa vietata. Io non potrò mai giocare una pietra, per esempio in una situazione come questa qui, perché questa pietra appena messa giù avrebbe 0 libertà. Ma c'è un'eccezione che vediamo subito. L'eccezione è questa. Noi abbiamo detto non possiamo giocare una pietra di bianco in un posto dove questa avrebbe già 0 libertà. Ma se giocando questa pietra vado a togliere l'ultima libertà di altre pietre del mio avversario, posso fare questa mossa e catturare le pietre del mio avversario. Questa regola del suicidio ci porta quindi all'ultimo grande concetto del Go, il concetto degli occhi, e vado a spiegarvi cosa significa. Prendiamo ad esempio questa forma. Abbiamo questo gruppo tutto unito di nero che forma questa appunto immagine qui. Come potete vedere c'è un angolino libero, uno spazietto libero qui, quindi un incrocio libero e un incrocio libero, e l'esterno è tutto circondato da bianco. Questi 2 spazietti liberi si chiamano occhi e vi spiego a cosa servono. Abbiamo detto che per la regola del suicidio non si può giocare una pietra all'interno di uno spazio dove questa sul nascere avrebbe già 0 libertà, a meno che quella mossa non si permetta di catturare il gruppo. Ma vediamo questa particolare situazione. Se io fossi bianco e volessi dire catturo quel gruppo di nero, non potrei giocare in questa posizione perché ci sarebbe sempre quest'ultima libertà che tiene vivo il gruppo. Non potrei nemmeno giocare in questo punto perché ci sarebbe questa libertà che tiene vivo tutto il gruppo. Di conseguenza, questo gruppo si dice che è un gruppo vivo perché ha 2 occhi. Con 2 occhi il gruppo rimane vivo. Di conseguenza, tutte le pietre di nero che riuscirò a connettere a quel gruppo e farò camminare in giro per tutto il Goban saranno automaticamente vive perché saranno connesse a un gruppo vivo. Diverso sarebbe invece se nero avesse una forma del genere. Come vedete, l'ultima libertà di nero sarebbe quella, e allora adesso bianco sì che giocando in quella posizione catturerebbe tutto il gruppo di nero. Arriviamo quindi allo scopo del gioco. Come si vince a Go? Qual è lo scopo del gioco? Beh, lo scopo del gioco è quello appunto di vincere facendo più punti del proprio avversario. Abbiamo detto che questi punti si possono fare o catturando le pietre dell'avversario, oppure, ed è il metodo, quello che vado adesso a spiegarvi, più quello che frutta più punti in assoluto, circondando del territorio. Vi spiego meglio, e per spiegarmi vi faccio un esempio. Fate finta che il Goban sia un'isola e tutto quello che è fuori del Goban sia il mare, ok? Per cui noi possiamo
giocare le nostre pietre, che facciamo finta che siano delle guardie, dei soldati, all'interno dell'isola. Ok? Allora, poniamo che nero cominci, perché abbiamo detto che comincia nero, e comincia a circondare del territorio. Come? Semplicemente mettendo dei soldati a guardia di alcuni punti strategici e bianco lo segue. Nero per esempio viene qui, bianco per esempio chiude qui, nero per esempio viene qui, bianco per esempio viene qui. Ecco, vedete, qui c'è bianco che con questi tre suoi uomini, queste sue tre pietre, comincia già a demarcare una linea che sottende del territorio da questa parte. Nero invece comincia ad avere dei soldati che circondano questo territorio e questo territorio. Ok, adesso bianco ha giocato lì, nero potrebbe decidere, come già fatto bianco qui, di chiudersi per assicurarsi anche quel territorio. Bianco qui può cominciare per esempio a venire avanti, nero lo chiude per proteggere il territorio, l'invasione che sta facendo bianco, bianco se ne scende, nero chiude, bianco chiude, nero chiude, bianco chiude, nero chiude, bianco cerca di venire verso il centro, nero chiude, bianco si connette al suo gruppo, nero viene qui, bianco viene qui, nero per esempio viene qui, e fermiamoci un attimino a vedere cosa è successo. Beh, cosa abbiamo qui? Abbiamo che bianco ha circondato questo territorio, nero ha circondato questo territorio, questo territorio vuoto qui è a confine con entrambi, per cui come possiamo determinare il punteggio? Bene, tutti gli incroci liberi restati circondati solo da un colore sono il punteggio di quel colore. In questo caso bianco qui per esempio ha fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 punti, ok? Perché poniamo che poi qui si vada a chiudere e qui anche in questo modo qui. Nero, poniamo che si vada a chiudere. Questi punti non sono di nessuno perché confinano con entrambi, mentre nero ha fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Bene, per come stanno le cose, bianco ha 23 punti, ovvero meno di quelli che ha fatto nero, in questo caso nero sta vincendo. Queste sono le regole. Potete già cominciare costruendovi un piccolo go-ban di fortuna, come andremo a vedere un po' più tardi, a fare anche voi delle partite, magari con i vostri genitori o con i vostri amici, e più avanti, magari, se il gioco dovesse prendervi, potrò anche fare delle altre lezioni dedicate a voi, in un linguaggio un po' più semplice, e cominciare a spiegarvi meglio anche quali sono le tattiche del gioco. Un consiglio che vi do è quello di cominciare ad allenarvi con un gioco che si chiama Tsumego, che è una parola giapponese che significa cattura alla pietra, ovvero quando cominciate a giocare non preoccupatevi tanto del territorio, ma provate con un vostro amico a fare una gara e vedere chi riesce a catturarsi più pietre con il trucco del rubare le libertà. Allora, per costruire il nostro go-ban 9x9 in modo molto semplice ed economico, possiamo partire da un semplice foglio di carta A4 come quello che vedete qui. Allora adesso noi, con l'utilizzo di una stecca, grazie, e di una penna nera, grazie, andremo a disegnare una griglia di 9 linee per 9 linee in questo modo qui.
Dopo aver fatto la griglia 9x9, come quella che vedete qui, nei 4 punti relativi al 1, 2, 3, 1, 2, terzo incrocio, per cui 1, 2, terzo incrocio anche dallo spigolo, farete dei piccoli puntini neri che si chiamano osci e che vi spiegherò la prossima volta a cosa servono. Allora, dopo quindi aver disegnato il goban, andiamo a disegnare le pietre in modo molto semplice. Allora, ci procuriamo un pezzo di carta bianco, potrebbe essere tranquillamente il rimasuglio di questo qui che abbiamo appena disegnato, e un pezzo di carta nero. Io per l'occasione ho questo qui. E con l'aiuto di una monetina da 10 centesimi, grazie, che è questa qui, andremo a disegnare 40 cerchietti fatti in questo modo qui. E poi, dopo aver disegnato 40 cerchietti bianchi, sulla carta nera andremo a disegnare 40 cerchi neri. Dopo averli disegnati con la nostra forbice, grazie mille, appunto dopo aver ritagliato il goban, andremo a ritagliare questa nera, l'ho ritagliata un po' maluccio, però si può tranquillamente utilizzare. Se invece avete a disposizione per esempio dei tappi di bottiglie di plastica, magari bianchi e blu per esempio, facendo un goban con delle linee un po' più larghe, queste sono da 2 cm l'una dall'altra, potrete tranquillamente giocare a Go utilizzando per esempio dei tappi di plastica. Funziona lo stesso. Buon divertimento allora anche con la costruzione del goban. Grazie ancora per l'attenzione, spero che il gioco del Go vi stia appassionando e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!